Davide, sapevi che dal 2019 non si può più installare la sirena esterna? Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi, come avrai capito, vorrei parlare ancora di sirena esterna perché sembra che qualcuno vada in giro evidentemente da clienti, da potenziali clienti che vogliono fare l'impianto di allarme a dire che non si può più installare la sirena esterna, addirittura danno dei riferimenti, quindi dal 2019, attenzione, prima si poteva, ora non si può più installare la sirena esterna. Ora, giusto per fare un po' di umorismo, mi viene in mente quando Lillo e Greg in una nota trasmissione radiofonica facevano quella specie di spot in cui facevano "Agazzari". Ecco, ora non voglio dire nulla, però mi sento tanto di dire un bel "Agazzari" a chi dice una cosa del genere. La sirena esterna non si può più installare è una balla stratosferica. Perché? Vediamo un po' innanzitutto di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un avvisatore ottico acustico che rispetta le norme europee, attenzione, norme europee, quindi non quelle di Davide Marcomini, non quelle del comune in cui vive Davide Marcomini, della provincia, della regione, ma nemmeno dell'Italia. Rispetta le norme EN, che sono norme europee. Che poi possano esserci dei regolamenti comunali o provinciali che regolano il disturbo della quiete pubblica, questo è fuori discussione, ma che si possa dire che la sirena non si può più installare addirittura dal 2019 fa quantomeno sorridere, appunto, e il motivo è semplice: chi ti dice una cosa del genere lo fa perché non ha una sirena esterna o non può installare una sirena esterna. È chiaro, è semplice, perché come ho già detto, ma voglio ripeterlo, la sirena esterna è un elemento dell'impianto di allarme intrusione certificato dalle norme EN 50131 e anche dalle norme CEI, quindi norme italiane in questo caso, perché per la realizzazione di determinati livelli di sicurezza viene richiesta l'installazione della sirena esterna. Tutto questo l'ho già detto un'infinità di volte, ma voglio tornare a ripeterlo perché deve arrivare a quante più persone possibili, perché non si può ancora credere a queste stupidaggini. Eh sì, perché queste sono, lasciatemelo dire, delle vere e proprie stupidaggini. Quindi se avete delle remore per l'installazione della sirena esterna, informatevi circa i regolamenti comunali, perché no, e vi diranno per quanto tempo massimo può suonare la sirena e su questo potete farvi un'idea ben precisa dell'installazione di questo importante componente dell'impianto di allarme intrusione. In alcuni casi il suono della sirena dell'allarme non è nemmeno considerato disturbo della quiete pubblica, a patto che succeda a fronte di un evento certificato, quindi c'è un allarme, c'è un furto e non per falsi allarmi a iosa a qualsiasi ora del giorno e della notte. Spero di averti dato uno spunto sul quale riflettere. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti e spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!